Parliamo di Just Transition Fund, di imprese digitalizzate, lo facciamo con Ivan De Fabrizio, presidente di Union Servizio di Confapi. Buongiorno. Buongiorno a voi tutti e radioascoltatori. Allora, Just Transition Fund, De Fabrizio, io ho bisogno di capire una cosa. È un nome che in qualche modo in tanti utilizziamo, si parla di risorse, ma come possono essere usate, come verranno usate e quanto, diciamo, le imprese per esempio di Taranto sono pronte per affrontare una sfida gigantesca oggettivamente come questa? Sì, allora assolutamente. Circa 3 settimane fa l'autorità di gestione ha approvato finalmente il piano esecutivo territoriale per la provincia di Taranto, quindi stanziando quasi 800 milioni di euro per l'intera riqualificazione industriale e cittadina, insomma, della nostra città. E in questo senso i fondi messi a disposizione possono essere intercettati da tutte le imprese, per l'appunto, che hanno e avranno una visione strategica orientata per il futuro. E da questo punto di vista, quello che mi chiedo, per esempio, Confapi immagino che sia già in qualche modo in campo per questa iniziativa. Assolutamente sì. In quanto Confapi Taranto, anche grazie all'ingegner Greco, ha posto per l'appunto come sua mission l'assistenza per la trasformazione e la diversificazione, innanzitutto strategica, delle imprese dell'indotto. E su questo tema, è un tema molto importante, occorre fare anche un passo indietro per capire le motivazioni di questi benefici pubblici pari a 800 milioni di euro, dovuti per l'appunto a una mancata possibilità e facoltà dell'indotto, della filiera dell'indotto, di poter cambiare orizzonti e investire in nuove produzioni. Cioè quello che normalmente, diciamo, viene a volte anche abusata quando si dice usciamo dalla monocultura dell'acciaio, fondamentalmente questo è l'occasione offerta alle imprese. Dobbiamo ritornare a quasi 65 anni fa con l'atterraggio dello stabilimento, che più che uno stabilimento doveva intendersi un polo di sviluppo industriale, quindi dando la facoltà alle imprese dell'indotto, della filiera dell'indotto, di poter anche produrre un prodotto differente da quello che è la monocultura dell'acciaio. Quindi in quel periodo ovviamente si viveva un boom economico in cui l'impresa in generale si è un po' adagiata sugli allori e pertanto non è stata capace di poter avere una visione strategica nel poter guardare in orizzonti differenti da quella che era la monocultura dell'acciaio. Quindi diciamo che in quegli anni si pensava che l'economia tarantina potesse vivere di gloria perennemente, cosa che poi non è avvenuta. E quindi in questo contesto poi sono avvenute le varie crisi industriali. Quindi questo, diciamo, questa occasione alle aziende permette oggi di guardare altrove in qualche modo. La vostra assistenza arriverà anche attraverso, non so, uno sportello dedicato? Allora, come Confapi noi ci siamo già attrezzati per poter fornire il cosiddetto tool degli attrezzi, la cassetta degli attrezzi, quindi con il centro studi anche diretto dal dottor Zito e noi come Union Servizi, per poter fornire tutto il supporto necessario, l'assistenza tecnica, così come viene definita nel Just Transition, che possa permettere nuovi investimenti in tecnologie digitali o anche in processi produttivi innovativi. Pertanto diciamo che con queste linee di intervento sono state anche rifinanziate quelle che sono le misure del PIA e del mini PIA già attive in Regione Puglia. Insomma, è un'occasione unica, forse, se vogliamo. È un'occasione unica che permette per l'appunto di poter cambiare quella che è la monocultura dell'acciaio o della navalmeccanica in una cultura di impresa innovativa, quindi una strategia di impresa che possa per l'appunto guardare a nuove possibilità, ecco, anche attraverso l'intelligenza artificiale. Come Confapi Taranto
ecco, possiamo pregiarci di aver sottoscritto anche l'accordo con l'Associazione Nazionale per l'Intelligenza Artificiale per poter creare valore all'interno delle nostre aziende. Se vogliamo, da imprenditore, io non lo sono, però ecco, immagino da imprenditore è anche una bella sfida in qualche modo immaginarsi con la propria impresa in un campo nuovo, in un territorio fino ad oggi in qualche modo sconosciuto. È esattamente una sfida e pertanto, come tutte le sfide, non c'è nulla di scontato e nulla di semplice. Pertanto noi abbiamo anche previsto un sistema di tutoraggio all'interno delle imprese, sia esse associate con FAPI che non, che possano, ecco, creare un sistema di management e un valore all'interno dei processi organizzativi e manageriali per divulgare la cultura, per l'appunto, dell'innovazione e della trasformazione. Cambiare perché si può, migliorare si può. La nostra impresa locale è focalizzata sulla monocultura, certo, quindi un po' adagiata su quelli che sono gli allori degli anni passati, anche se non è tutta responsabilità. No, non solo, oggettivamente. Certo. La grande industria non ha mai permesso a Taranto di poter sviluppare dei piani industriali ben precisi, e il piano industriale permette la programmazione e la possibilità di poter diversificare. Questo negli anni, in 65 anni, non è mai avvenuto. E adesso abbiamo un'occasione importante come territorio, come comunità, come tessuto imprenditoriale, quindi cogliamolo al volo. Grazie a Ivan De Fabrizio, presidente di Union Servizi di Confapi Taranto. Grazie per averci dato, insomma, queste informazioni. Naturalmente non si senta libero, la disturberemo ancora tutte le volte che ne avremo bisogno. Sono a disposizione di chiunque, insomma, volesse avere qualche informazione anche più dettagliata, e come Confapi siamo ben strutturati per accogliere tutte le esigenze. Grazie, buona giornata e buon lavoro. Grazie.